Sono in compagnia di Danilo della cantina Vis Amoris. Intanto vorrei chiederti, Danilo, come stai innanzitutto e secondo perché questo nome che è davvero delizioso? Ciao, bene, è una bella manifestazione, quindi sto bene perché posso parlare dei nostri vini. Il nome della cantina Vis Amoris viene dal latino che significa la forza dell'amore. L'amore per la terra, l'amore per un territorio, per una regione ci ha spinto, noi che non siamo liguri ma siamo originari dell'Umbria, a creare questa cantina ad Imperia. Ecco, infatti, quindi volevo chiedere proprio dove è la vostra cantina, ad Imperia. Qual è il vostro vino? Allora, noi nasciamo come Pigato, facciamo molti vini di Pigato, tra cui siamo stati i primi nel 2009 a spumantizzare il Pigato. Qui presente oggi in fiera c'è un metodo classico, una vendemmia 2017 con sboccatura a settembre del 22. Dopodiché da un paio d'anni abbiamo iniziato anche a fare un altro vino che è l'Ormeasco. Qui sono presenti due tipologie, il Maffà che è un rosato e l'Ormé che è l'Ormeasco in purezza, anche questa è una in purezza. Il nome in questo caso non è più Vis Amoris, ma abbiamo iniziato a mettere il nome di mio fratello e dei figli suoi e miei, che è la famiglia Tozzi. Bellissima storia, ti ringrazio. A te.